Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. La Procura di Catania, nell'ambito delle attività investigative a carico di un 51enne pregiudicato di Giarre, indagato per i reati di furto aggravato, ricettazione, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ha richiesto e ottenuto il provvedimento cautelare della custodia in carcere. Benzina, occhiali, oggetti tecnologici, gli elementi di furto maggiori. I carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato un giovane di 17 anni responsabile di detezione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A riguardo i militari avevano appreso che un giovane in via Villa Glori del quartiere di Picanello aveva avviato una fiorente attività di spaccio di droga. Fermi alla rimessa circa 40 autobus a metano perché non sono state revisionate le bombole e lo stesso impianto di metano. Purtroppo i disagi per l'utenza catanese si ripercuoteranno anche nei prossimi giorni, finché l'azienda non provvederà agli adempimenti previsti dal codice della strada. La Faisa Cisal, a tutela dell'utenza catanese e degli stessi conducenti, già da ieri ha inoltrato una lettera agli organi competenti. Per un volo cancellato, un abitante di Marsala ha ricevuto 420 euro di risarcimento. Una cancellazione del volo Palermo-Milano-Malpensa dell'1 luglio scorso da parte della compagnia EasyJet, che ha dato comunicazione del volo cancellato con poco preavviso. Sulla questione è intervenuto il giudice di pace di Palermo, che pochi giorni fa ha condannato la compagnia aerea al pagamento nei confronti del passeggero. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle ore 16.